Anche se in periodo di elezioni abbiamo visto che oggi in televisione è successo un casino. Berlusconi durante la sua conferenza stampa per le regionali del Lazio ha avuto a che fare con un giornalista un po' impeperito che gli dava contro ed è intervenuto il ministro La Russa. La Russa sì, ha diciamo minacciato, cacciato, si è comportato in una certa maniera con questo giornalista e noi abbiamo la possibilità di chiedere direttamente alla Russa cos'è successo oggi. Ministro La Russa! Buongiorno, Buonasera intanto. buonasera a tutti, buonasera. Cos'è successo oggi? Ma niente, un giornalista, questo tale Rocco Carlomagno, Rocco Carlomagno, sì. esatto sì, ha osato contraddire il nostro presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Vabbè, un giornalista. Sì, ma non si può in campagna elettorale contraddire il nostro premier. Ma come non si può, scusi? E c'è una legge che lo vieta. Ah, se l'è fatta adesso? Sì, dai, 5 minuti fa. Volevo capire una cosa. Lei come si è comportato con questo giornalista? Ha fatto tipo da bodyguard? Ma no, ma scherziamo, ci ho parlato amichevolmente. Sono andato giù in tribuna dove ci sono tutti i giornalisti, diciamo. Sì, abbiamo visto che lei a un certo punto si è seduto vicino a questo giornalista che continuava a urlare, giusto? Certo, e diciamo che l'ho fatto un attimo calmare. Questo Rocco Carlomagno, Sì, noi vorremmo sapere come l'ha fatto calmare con i suoi modi. diciamolo, mi sono avvicinato Sì. per fargli capire chi dei due era il maschio dominante. Ma che questo cosa serve in una conferenza stampa, mi scusi? Serve per far vedere chi ha gli attributi. Io gli ho fatto capire chi dei due ha gli attributi. Ma prima si è seduto vicino e cosa gli ha detto esattamente? Gli ho detto solamente se non voleva fare la fine che fanno i conigli durante gli spettacoli di Marilyn Manson. No, ma scusi. Insomma così, gli ho detto se ci teneva alla propria salute. Ah, ho capito, quindi non l'ha minacciato. No, minacciato il resto della famiglia. Ma lei lo conosceva questo Rocco Carlomagno? Beh, diciamo che conosco più che altro Carlomagno, Sì, che era un grande condottiero. sì. E di conseguenza l'ho condotto verso l'uscita. Ma perché abbiamo visto che l'ha preso per il copino, no? Certo, l'ho portato a fare pipì. Ah, quindi lei gli ha spiegato dove era il bagno. Infatti il nome Rocco richiama una grande pornostar italiana. Rocco Siffredi, sì, vabbè, ma è una coincidenza quella lì. No, perché lui proprio era una grande testa di No. cocco, volevo dire. Certo, va bene. Quindi è andata così, lei si è comportato bene con questo Ma giornalista. certo, io non uso la violenza. Ah, ecco, no, non ci sembrava, insomma, alla fine sembrava più un bodyguard che un ministro in quel momento, però è andato Ministro della difesa, di Ah! Berlusconi, ma sempre della difesa. Ah, ha difeso Berlusconi. E certo, Bene, la ringraziamo, ministro. la saluto.